Non mi interessano. Occupiamoci invece di quello là. Puzza di quattrini e ha la gola tenera. Me l'aspettavo. Lo conosco il tuo bel sistema. Un colpo di spada e un morto di più. Bella figura di tagliaborse. Sta zitto, mammo. Qui solo il tacca da ordini. Tu devi solo ubbidire. Una vache. Ho disertato l'esercito del re di Francia per non obbedire a nessuno. Jamais! I patti sono chiari. Io sto per conto mio. Io non mi lascio comandare. Entendu? Io faccio il comodo mio, cher. Ehi, tu vieni fuori presto. Non ho tempo da perdere. E soldi in bocca. Soldi in bocca. Ha ragione il tacca. Ehi, tu, se ci tieni alla pelle, rinuncia alla moneta. Ma dove sei ficcato quel bell'imbusto? Grazie della collaborazione, Messeri. Però vi siete lasciati prendere in trappola. Bisogna sempre guardarsi le spalle. Ecco, con le pietre avrei potuto rompere la testa a due di voi, poi con la spada far fuori gli altri due. Sono Marco da Volterra. Marco da Volterra. E chi è? Ah, come? Sono molto rinomato. Ero al servizio di Caterina Sforza, come capitano. Ma disgraziatamente, per una leggera divergenza sull'amministrazione del denaro che mi era stato affidato, la vecchia mi ha promesso 2 palmi di corda abbondanti. È sporca. Bisogna avere più cura delle armi. Giusto, è un simpaticone. Un soldato che si rispetti accetta di farsi infilzare, ma non da uno spiedo arrugginito. Fuori i quattrini. Purtroppo, mentre stavo uscendo dalla finestra, le guardie entravano dalla porta e non ho potuto prendere di più. Beh. Da qui. Puoi restare con noi adesso. Io sono il tacca. Con 500 scudi d'Italia messi sulla tua testa da Caterina Sforza, siamo pari. Pari un corno. Anche tu mi dirai sì, signore. E adesso verrai con noi. Andremo tutti al castello dei Fabi. Avanti, ma alla prima mossa sbagliata torni da Caterina e allora... Zac! Zac! Zac, zac. Muoviamoci. Venite pure avanti. Quali notizie?
Sono desolato, Altezza. Ci è sfuggito, è un demonio. In tanti non siete riusciti a prendere Marco da Volterra. È fuggito insieme ad un gruppo di banditi, Altezza. Bravo, Marco da Volterra. Cioè, male. Siete una massa di buoni a niente. Andate. Caro generale, quando riavrò l'altra metà di questa moneta, i miei soldati dovranno marciare. Mio generale, d'ora in poi Cesare Borgia non sarà più tranquillo nella sua rocca. Parla, Cesare Borgia ti ascolta. Come vedete, Monsignore, la vostra offerta di una lega per la formazione di un blocco politico sarebbe avversata dall'imperatore di Germania e sarebbero le piccole signorie come la mia a sopportarne le conseguenze. Capisco il vostro rifiuto, degno di un malatesta. Peccato. Monsignore. Ah, ve ne potreste pentire, Monsignore. Mezzanotte! Mezzanotte! Eccomi, Monsignore. Avete visto il malatesta? È dipinto qui. E chi lo scorda più? Fate le cose per bene. Il duello deve essere leale. Leale come al solito. Vado e torno. Soltanto che sono rimasto a corto di... Grazie, Monsignore. Li spenderò pensando a voi. Ah, dico, Monsignor, ma quello ci sa fare? È una buona lama. Era una buona lama. Ah, beh, perché sennò io non mi ci metto. Guarda laggiù quei cavalli, ci farebbero comodo. C'è anche una puledra. Ehi, che cosa fate qui? Uscite, arrivano i soldati del Borgia. Presto, cadrete nelle loro mani. Resto qui finché non ve ne sarete andato. E va bene, vengo a trascinarvi fuori. No, allontanatevi. Fate presto a vestirvi. Andatevene. Prendo il cavallo. Insolente. Ci rifuggeremo al castello. Presto. Tenete. Di corsa, presto! Dai, corri! Rifugiamoci al castello! Certo, va bene, bene. Allarme in Borgia! Allarme, soldati del Borgia! Portano la poi, allarme, soldati del Borgia!
giorno o l'altro finirai male. Non credo. Io ho sempre fortuna. Accompagnatela al castello. Vieni, Isabello. E voi chi siete? Che volete? Fuggiamo per non essere presi dai soldati del Borgia. E che mi assicura che non siate spie, che non siate dei loro. Deponete le armi. Stanno con me, io sono il Tacca. Con le armi, ho detto! Abbassate il ponte, chiediamo di entrare per rifornirci. Ci sono dei soldati che vogliono entrare. Possono entrare, ordine del capitano Zanco. Aspettate! Qui non entrano i soldati del Borgia, finché ci sarò io. Ho dato io l'ordine. Sia calato il ponte e si dia il benvenuto ai soldati di Cesare Borgia. Capitano, non vogliono ubbidire. Le porte restino chiuse. Capitano, cosa vi salta in mente? Non voglio che quella canaglia metta piede qui dentro. Non capisco la vostra ostinazione. Non siamo in guerra con il Borgia e quegli uomini chiedono solo di poter comprare dei viveri. Non ci sono viveri per loro, o dovrò dirglielo io stesso. Gli parlerò io, signor Conte. Il Conte Fabio non vi vuole. Digli che ci rivedremo. Andiamo. E voi pensate di aver agito bene? Il castello rappresenta il punto chiave per chiunque voglia dominare tutta questa regione. Mostrarsi insolente col nemico più forte non è buona tattica. Capitano, chi vi ha insegnato questo? Voi chi siete? Ho corda in abbondanza per farvi impiccare. Sono amici miei, capitano. Ho corda anche per te. Avete paura della corda, amici? Paura? E che cos'è? Fosse roba da mangiare? Avete sentito, capitano? Non hanno paura. È la prima volta che vi vediamo. Volete dirci il vostro nome, signore? Ah, già. Perdonate la mia dimenticanza. Marco da Volterra. Ma come, non conoscete il mio nome? Eppure sono molto rinomato. Ero al servizio di Caterina Sforza. La duchessa Caterina Sforza è nostra amica. Se Sua Grazia Serenissima stima di voi... Ahimè, non ne ha più. Non credo che Sua Grazia Serenissima mi affiderebbe qualche incarico. Commisi un errore, caddi in disgrazia e fui esiliato. Fratello, vogliate concedere loro ospitalità, almeno perché possano riposare. Potrete restare sino a domattina. E nel frattempo, se volete renderci visita al castello, sarete il benvenuto. Siete molto generosi. Sono lieto di conoscervi e di presentarvi gli omaggi miei e degli amici che mi accompagnano. Devo io ringraziarvi per quello che avete fatto. Ma non è la ragazza che stava giù al fiume? Non fidarti delle donne. Omaggi, madame. Permettete che io mi inchini alla vostra bellezza. Una volta a Carcassonne c'era una ragazza che... Mommo, non puoi raccontarcela qui. Ah, già. In quanto a voi, capitano, ho l'impressione che non vi ispiri fiducia. Ma in fondo l'impressione è reciproca. Insolente. Siete impazienti a riscaldare lo spiedo che avete al fianco, capitano? Signori, questo non è il momento. Cavaliere da Volterra, fate che io non debba pentirmi dell'ospitalità che vi offro. Andiamo. No. Ah, sei tornato, avanzo di galera, sporco imbroglione. Maia! Tieni! Sta calma, Maia, che ti prende? Io vengo qui per te e tu mi tratti così. Tu hai rubato le mie collane e te le sei vendute. Oh, Sherry, l'ira sciupa la bellezza. Queste cose in Francia si discutono da amici davanti a un buon boccale di Borgogna e a un buon piatto d'arrosto. E noi tutti qui abbiamo fame. Dobbiamo andare al castello, il resto lo prenderai stasera. Andate pure. Tu farai a meno del Borgogna, è sprecato per una gola come la tua. E se verrete stasera, vi accontenterete solo di quello che sarà rimasto. A stasera. Allora, tutti al castello. Bella! Smettila, Tacca! Ed ora, amici, rendiamo visita al castellano. E alla castellana. Ben inteso. Non ho voglia di fare il bell'imbusto al castello, me ne torno da Maia. Speriamo che non si scoli una botte.
Sono 12 cavalli, i migliori delle nostre scuderie, e gli uomini del Borgia ce li hanno rubati. Il conte se ne dispiacerà. Ma che cosa avrei potuto fare? Se non ci fosse stato quello straniero, forse avrebbero rapito anche me. Non c'è niente da fare, padre. Ma tu non dirlo al conte. Voi siete sempre insieme e sempre d'accordo. Mi vorreste complice, eh? Ah, non contateci. Arrivederci, ragazze. Arrivederci, vecchio orso. Tu avresti dovuto vedere com'era deciso. Forse se non fossero arrivati i soldati del Borgia. Oh, è davvero un uomo interessante. Oh, e il gatto dove è andato? Ezzelino? 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 Salve. Ah, ancora voi. Però lui almeno potrebbe graffiarvi. Siete forse pentite di non averlo fatto laggiù al fiume? Potrei ancora farlo, però. Ah, sì, è vero, ma ora sono in guardia. Io colpisco di sorpresa. No, non si addice al vostro sorriso. Io sono un tipo strano. A me le donne, specialmente se sono carine, in Francia io ho una fidanzata in ogni paese. E guai agli uomini che professano. Voglio raccontarti una storia. Vedi questa spada? Una volta a Carcassonne c'era un tale enorme, così. Ebbene, io gli detti un colpo. 2 colpi di pendente e lo spaccai a metà. È vostra abitudine salvare le ragazze in pericolo? No, solo quando si trovano di fronte a dei soldati. Siete un soldato anche voi? Purtroppo le guerre si fanno ancora. Con la ragione si potrebbero eliminare. Oh, chi si sente forte non rinuncia alla violenza. Proprio non volete cedere, come tutti gli uomini d'armi. Sì, forse. Quando sorridete, mi dispiace di non aver saputo prima di voi. Vi avrei cercata in capo al mondo. Io me armora moraina, moria de un bel cantar. Cristiano vino a mi puerta, guida da por engañar. Yo soy el moro Mazzotte, hermano della tua madre, que un cristiano dejó muerto tras mi venione l'alcalde. Si no abres tú mi vida, aquí me verrà a matar. Fuera me para la puerta y abría de par en par. Ah, Maia, se tu tornassi in Spagna con la tua bellezza e la mia abilità, faremmo fortuna. Non ci tornerò più. Sono fuggita per amore. Zanco, eh? Questo non ti riguarda. Perché mi provochi? Io mi farei ammazzare per te. Sei un uomo come gli altri. Come gli altri? Se parli del tuo sporco Zanco... Sei solo un cane che abbaia. No, piantala. Da noi a Parigi non si litiga mai con le donne. Levati dai piedi, o Parigi non rivedrà le tue ossa. Lasciami. Lasciala. Lasciami. Non ti vuole. No. Ho detto lasciala! Finora ho avuto pazienza con te. Ora basta. Vattene e non farti più vedere. Sei ubriaco. Ti ammazzo.
amici, non così. Ad armi pari. Mi dispiace. Un giorno o l'altro doveva capitargli. Te profonde, Sam. Oh, Mesami, quando morirò piantate per me un salice sulla mia tomba. Andrò via questa notte stessa. Però mi dispiace lasciarvi. Non gli volevamo male, ma un giorno o l'altro. Ma perché separarci? Noi non ce l'abbiamo con te. Perché te ne vai? Un giorno, molto tempo fa, anch'io me ne andai. E fu il mio più grande errore. Non andartene. Bisognerà trovare un posto dove nasconderci. Non voglio allontanarmi dal castello. Andiamo alle Tre Forche. È un posto sicuro. Ui, è nascosto. Ehi là! È Furetto, la nostra mascotte. È un piccolo demonio. Ora la conoscerai. È un po' la figlia di tutti noi. Suo padre era il miglior brigante, ma sai com'è? Ehi là! Ti presento Furetto. Furetto è una brava sentinella. Ti ha scoperti subito, eh? Io vedrei una lepre nera in una botte di pece in una notte senza luna. Chi è questo bel cavaliere? Ah, è un amico. Chi c'è su alle Tre Forche? Qualche disoccupato, gli altri sono a lavoro. Andiamo. Pensandoci bene, la morte di quel Tacca non mi dispiace. Per i pochi servigi che mi rendeva cominciava a pretendere troppo. In quanto agli altri, sono dei tagliaborse da strapazzo. Quello nuovo, piuttosto, quel tipo insolente che dice di essere stato al servizio di Caterina, chi è? È lui che ha ammazzato il Tacca, ma non è pericoloso. Sì, ma non mi piace. E poi potrebbe diventarlo, se è vero che era al servizio degli Sforza. L'hanno cacciato via in malo modo. Gli hanno promesso qualche palmo di corda. E io gli garantisco 2 palmi di spada. Non voglio sospetti intorno a me. Questo posto mi è costato sangue e umiliazioni.
Per i signori che servo, io sono ancora il figlio del maniscalco. E io non voglio ostacoli sulla mia strada. Avrò quello che voglio. E allora... Che farai? L'ambizione ti divora. Credi che sarai felice diventando il padrone del castello? Lo sarò. Da ragazzo, quando li guardavo il conte e quel fantoccio di suo figlio mi parevano inaccostabili. Ma ti assicuro che la loro pelle non vale più della nostra. Sarà, ma sei costretto a venire da me solo di notte e di nascosto. Un giorno avrai tutto quello che vorrai e ti rispetteranno. Come la tua favorita? So già che ti interessa l'altra ragazza, Isabella. Sì, ma per il suo castello. Non è solo per questo. Me ne accorgo, sai, come la guardi. Eri un altro quando arrivasti in Spagna. Laggiù eri diverso. Sei pazza. Pazza! Ammazzasti quel portoghese soltanto perché mi aveva toccato i capelli. Ed erano questi stessi capelli. Hai dimenticato quando facevi 20 miglia per vedermi ballare? Guarda! Sono le stesse gambe di allora! Eri geloso. Non volevi che ballassi scollata. Eri geloso anche delle mie spalle. Ora sei cambiato. Ti piace un'aristocratica. E sai perché? Perché ti vergogni di non essere dei loro. Ti ammazzo. Salute a tutti. Ciao, Furetto. Bene che tutto che profumo che c'è qua? Oh, mezzomo! Raccontavano che t'avevano impiccato. Devono fabbricarla la corda per impiccarmi. E tu chi sei? Non ti ho mai visto. Non è molto che mi sono dato la macchia. E vi portate dietro uno che non sapete chi è? La vache, che significa? Perché tu forse sai chi sei? E io lo so, forse. Fratelli, ricordatevi che dovete crepare. Faccio le corna, spero che tocchi prima a te di crepare. Tu, fratello Mommo, sei un prediletto del Signore perché molto hai peccato. Molto ho camminato e tante cose ho visto. Il re mi farà un bel regalo. 7 palmi di corda e una trave di castagno per tutti i miei peccati. Con il Borgia da queste parti è più probabile che ti aspetti del veleno. Lo sospetto. Cesare Borgia ha fatto la stessa cosa con le altre signorie. E la nostra deve fargli gola, ancora più delle altre. Non sono un uomo politico, ma non vedo perché tutti temano la formazione di questo regno di Adria sotto l'autorità di Cesare Borgia. Io sono una donna e meno di tutti posso discutere di queste cose. So soltanto che prima che il Valentino si affacciasse su queste terre, a me era permesso girare per le campagne a cavallo o cercare il ruscello più fresco in cui bagnarmi. E non avevo mai sentito parlare di veleni e di morte. Ma non pensate che anche Caterina... Caterina è diversa. E fra le sue terre e le nostre non c'è una barriera, non c'è un soldato di guardia. È la verità. La vicinanza di Caterina Sforza non mi ha mai destato preoccupazione. Allora perché non inviate una relazione a Caterina Sforza con il vostro punto di vista nei confronti del Borgia? Mi pare necessario. Sì, ma chi potrebbe andare per una missione così delicata? Io? Non ho paura. A cavallo in 2 ore... No, non lo giudico prudente, anche se ammiro il vostro coraggio. C'è Zanco di Monforte, il capitano. È la persona più adatta, non teme i cattivi incontri. Se devo essere sincero, quell'uomo non mi piace. Caro Conte, gli uomini d'arme sono tutti come lui. Non brillano certo per intelligenza, ma in ogni caso si terrà lontano dalla rocca dei Borgia. Monsignore, il capitano Zanco di Monforte. Lo aspettavo. Signore, ecco qui un messaggio che potrebbe essere di grande importanza per la vostra politica. Avrei dovuto consegnarlo personalmente a Caterina Sforza. È la prova che aspettavo. Ma guarda, il conte sospetta che le nostre truppe vogliano impadronirsi del suo castello. È una sincera confessione del suo atteggiamento, diciamo così, politico. Ma lui non immagina neppure che io controllo ogni sua azione. Siete sicuro dell'uomo che vi ha scortato fin qui, capitano? No. Bene. Bisogna per ora eliminare il conte Fabio.
Capitano Zanco! Illa in columna vivendi, con Nemo a tingere fosse. Signore, un agguato. I soldati del Borgia ci hanno assalito. Il capitano è circondato e se non accorrete sarà ucciso. Fate preparare subito il mio cavallo. Posso venire anch'io, se permettete? No, voi no. Non dovete correre rischi. Resterete qui, accanto ad Isabella. Non preoccuparti per me, Fabio. Sii prudente. Il nostro capitano, il conte Fabio, corre in suo aiuto! Capitano, il conte e i suoi uomini sono caduti nell'imboscata. Era quello che volevo. Che entri la cavalleria, nessuno resti vivo. Sarà fatto. I morti non parlano. Devo liquidarlo? Questo è affare mio. Siete un vile. Conte Fabio, è arrivata la vostra ultima ora. Avrò il castello. Era un dilettante, ma voi, capitano, siete una carogna. Sono stato al suo fianco fin quando è caduto. Era corso per salvare voi, Si è difeso come un eroe. Ma voi non avete dato la vita per lui. Fabio è morto per voi. Io volevo restare accanto a lui e farmi uccidere.
Ma pensai a voi, Isabella. Comodo, comodo, brav'uomo. Volevate parlare alla contessa? Sì, è importante. Si tratta del conte, forse? Sì, c'è stata un'imboscata, un tradimento. Non voglio parlarne ora. Devo parlarne solo con Madonna Isabella. Ah, verrà subito, calmatevi. Aspettate qui. Riposatevi intanto. Rinaldo. A questo risponderà il capitano. Che galoppata sono stato costretto a fare, amico mio, per raggiungervi. Io non vi conosco, signore. Certo, per vostra fortuna. Vedete, questo è il lato buono della mia professione. Se si conoscessero i clienti, le cose non andrebbero sempre tanto a fagiolo. Va bene, sarà interessante quello che dite, ma io ho fretta. Fretta! Questa sì che è buona. Non avrete più fretta fra poco, né voglia di correre. La vostra è una provocazione? Accetto. Comunque non mi sembrate molto divertente. Chi prepara un funerale, il vostro, non può divertire nessuno. Ora vedrete, e mi dispiace ammazzarvi solo perché avete inviato quel messaggio. Olà, in guardia! Ed è un vero peccato perché, che vuole dire, mi siete simpatico. E sia per il funerale. A voi! Avete fegato, lo scontro non sarà monotono. Grazie. Sai che ci sa fare? Magnifico. Logicamente dovrei essere già all'altro mondo. Riconosco che la mia è stata una parata di ripiego, irregolare, rozza. Quasi me ne vergogno. Ma la pelle è pelle. Chi vi manda dunque? A voi è inutile dirlo. Tanto non potrete raccontarla a nessuno. Almeno in questo mondo. Eppure lo immagino. Scusatemi, si fa tardi. Vi dispiace se accelero i tempi? Fate pure. Grazie. Ed ora aspettatevi la mia botta segreta. Il non plus ultra della mia scienza. Se la parate ve l'insegno. Ma già è inutile, tanto finora nessuno l'ha mai evitata. Ed anche voi! Aspettate un momento. E se sopravvivessi al vostro colpo, mi direte tutto? Di chi me manda? E perché no? Anzi, ve lo prometto. Tanto è certo che non dovrò dirvelo. Perché non farete in tempo a vedere la mia lama e si sarà fatto scuro. Se la punta di questa lama non è nella vostra pancia, siete un grand'uomo. L'unico che abbia abbattuto Nicola Rienzi, detto Mezzanotte. Come vedete, sono sano e salvo. E potrei uccidervi tranquillamente. È un vostro diritto. Ed è un rischio del mio mestiere. No. Vi lascio la vita. Ma voi, cavaliere, dovrete mantenere la promessa fattami. Non per la mia vita, ma soltanto per la vostra maestria. Ormai qui per me non c'è più posto. Mantengo la promessa. Zanco di Monforte è un emissario del Borgia. Lui è il maltese. La gente vi ama, è vero. Ma vi occorre un uomo devoto, un soldato pronto a mettere la sua spada a vostra disposizione. Ma che cosa state dicendo? Non è forse quello che avete fatto fino ad ora? Isabella, perché fingete di non capirmi?
È impossibile che non vi siate resa conto dei miei sentimenti. Non intendo parlare di tale argomento. Eseguite i miei ordini piuttosto. Già, ordini. Voi Fabi non sapete che comandare. Perdonate il ritardo, ero chiuso in biblioteca fra i miei libri. Essi vi diranno chi ha ucciso Rinaldo o mio fratello. Dite in che cosa posso rendermi utile. Voglio sapere chi è responsabile. Dovete fare un'indagine. È un segnale per me, mi vogliono al corpo di guardia. Ecco, ci siamo. Con questa chiave ti farò entrare nel castello, ma fa attenzione. Chi te l'ha data? Data? Nessuno me l'ha data. L'ho presa a Maya. E la Vache? Deve essere un'altra, allora. Questa era nascosta. Dove? Indovina un po', nella sottana della cameriera. Oh, la chiave non funziona per la Vache. Scaleremo le mura. Scaleremo le mura, ma è più faticoso. Andrò io. Tu aspettami qua, io tenterò di passare da quella parte. Sì? Fai tutto questo per amore? Perché? Beh, perché capisco che tu segui uno scopo diverso. Ricordati che sono pronto a seguirti. E anche gli altri. Avviciniamoci alle mura. Niente sentinelle. La finestra è molto alta, però. Ci proverò. Oh. Ho una corda con me.
Isabella, sono stato fortunato. Mi domandavo cosa sarebbe successo se avessi sbagliato stanza. Fermo! State indietro. Cosa venite a fare qui come un ladro? Non sono un ladro, ma un amico che vuole salvare. Voi non siete altro che un avventuriero. Non posso credervi. No, Isabella. Dovete credermi. Gli assassini di vostro fratello stanno tramando contro di voi. Chi l'ha assassinato? Anch'io ho dei sospetti. Che cosa posso fare? Ascoltatemi bene. Ho un piano preciso. Ma dobbiamo agire questa notte stessa. Possiamo ancora contare su Testa di Ferro. Con gli uomini ancora fedeli potrà arrestare i traditori, i quali aspettano il momento propizio. Noi li precederemo. Non venderanno voi e il castello ai Borgia. Rinaldo aveva scoperto tutto, per questo l'hanno assassinato. Capisco che vi sia penoso apprendere che il traditore è uno dei vostri. Ma credetemi, è proprio così. Zanco di Monforte. E Fabio gli era amico. Quell'uomo è alleato del Borgia. E Fabio è morto per salvarlo. E io sono sola contro tutti. Mi dispiace di avervi svelato così bruscamente la verità. Perché fate tutto questo? Un giorno forse lo saprete. Ma vi prego, Isabella, abbiate fiducia in me. Marco, non so quale scopo abbiate, ma sin dal primo momento ho sentito che la vostra presenza non era inutile. C'è qualcosa di più? Io vi amo. Ho l'impressione, capitano, che non apprezziate abbastanza il fascino di un trono vacante, anche se di una modesta contea. Avreste già potuto occuparlo e consegnare pacificamente questo castello a Cesare Borgia, sposando Isabella. Ma non avete ancora fatto nulla e i Borgia non hanno pazienza. Ho già parlato con Isabella. Non basta parlare. Dov'è lei adesso? E se qualcuno più audace di voi le fosse vicino, eh? Cosa volete dire? Caro capitano, voi non giocate a scacchi, altrimenti sapreste che spesso dietro un semplice fante si nasconde l'alfiere in agguato. Che cosa significa? Significa che sovente la regina maschera il cavallo. Chiaro? Marco da Volterra. Calma, calma. La stanza è circondata e uomini a noi fedeli sono pronti ad agire a un nostro cenno. Che cosa fate qui? Che significa questo? Prendetelo. Sono io che arresto voi, guai a chi osa toccarlo. Voi non darete più ordini qui. Uscite! No, Isabella, è inutile. D'accordo, capitano. Il gioco è gioco. Isabella, i soldati hanno tradito. Ma non preoccupatevi per me. Marco. E allora che aspettate? In quanto a voi, capitano, voglio sperare che almeno con una donna vi comportiate con lealtà. Portatelo via. Avete tradito, vi ordino di uscire subito. Potrei piegarvi con la forza. E invece voglio sposarvi. Avete tempo fino a domani per accettare. Intanto siete mia prigioniera. Arrestatela. Obbedite o vi farò uccidere. Voi, anche voi. La fortuna gira, contessa, tutto qui. Capitano, il più è fatto. Arrendetevi! Sulle armi! I fabi non comandano più! Viva Zanco di Monforte! Forza Testa di Ferro! Merda!
porto i saluti di Monsignore. Sono ai vostri ordini. Grazie. Consideratevi come nostri ospiti. Il castello dovrà essere presidiato e all'occorrenza anche difeso. Il borgo è nostro, approfittiamone! Addosso! Giuro di essere fedele. Giuro di essere fedele. Mio padre! Uccideranno Isabella! Sei un assassino, Zanco! Un assassino! Sarai felice, vero? Il figlio del maniscalco è diventato padrone del castello, però le tue mani adesso sono sporche di sangue. Non capisci che tutto è cambiato ora? Non per me. Devi scegliere o lei o me. Ma non posso. Scegli o lei o me. Capitano! Proprio non conoscete sistemi migliori per raggiungere il vostro scopo? Siete un demonio. Vi odio. La terra senza il cielo sarebbe un antro senza luce e senza speranza. Cosa sarebbe il volto di un uomo senza la luce negli occhi? Fermatevi, accetterò le vostre condizioni. No, Isabella! Non pensare a me. Non cedere! Decidete, Isabella. Se non mi sposate lo accecherò. No, Isabella! Accetto di essere vostra moglie. A una condizione. Che Marco sia liberato subito. No! Perché? Perché ti amo, Marco. E voi non dimenticatelo. Io amerò sempre soltanto lui e questo non potrete impedirmelo. Ma se gli capitasse qualcosa non mi avrete mai. Avrei voluto ottenere il vostro consenso diversamente. Mi dispiace. Scioglierò le vostre catene. Siete libera. Non vi avvicinate. Anche se ho accettato di sposarvi, non avete il diritto di toccarmi. Vi odio. Va bene. Resterete qui. Quando vorrete essere liberata, chiamatemi. Ma mi sposerete quando vorrò io. Dovesse avvenire in questa prigione. Abbiamo saputo tutto. Che brutta avventura. Tutta la notte e tutto il giorno ho tenuto d'occhio il castello. Mi sono mescolata ai soldati e ai contadini per avere notizie. Ah, vecchio mio, per fortuna è una carcassa solida. Eravamo pronti a liberarti. Liberarmi? Sarebbe stato un po' difficile, oltre che inutile. No, amici, è finita. Stanotte gli uomini del Borgia sono entrati nel castello per dare manforte a Zanco. Oramai su queste terre
Abbiamo tirannia e morte. Ma noi siamo pronti a batterci con te. Grazie. Grazie, amici. Ma siamo soltanto 5. 5 contro gli uomini di Zanco e i soldati del Borgia, chiusi nel castello e protetti dalle mura. Ah, coraggio. Non ti pentirai di essere stato amico di ladri e tagliaborse. E di una piccola vagabonda. Andiamo alle 3 forche e vedrai. A me, Sono io. Non mi riconosci, imbecille? Cosa ne dici? Tutti amici, banditi, tagliaborse e tagliagole della regione. Ne arrivano a centinaia, pronti a battersi per te. Sono qui per aiutarci. Sì, ma non basteranno contro tutto l'esercito del Borgia. Vacca, ascoltami bene. Prendi questa mezza moneta e consegnala personalmente a padre Lorenzo del convento dei Cappuccini. Padre Lorenzo, ma è un frate. Proprio lui. E che ci dico? Nulla, lui capirà. Su, avanti. Padre Lorenzo, dei Cappuccini. Corri! Quella mezza moneta sarà il segnale per Caterina Sforza. Oh la vache! Ma allora... Sì, proprio così. Oh la vascia! Mio signore, il pranzo oggi è stata una cosa veramente meravigliosa. Duchi, conti, baroni. A dire il vero, io però, guarda caso, non ho sentito appetito. Una cosa mi domando, con tanto veleno nel pranzo, quanti di essi saranno ancora vivi domani? Pranzi come quello di oggi passano alla storia. Lo credo. È vero? Ne sono certo. Ma questo potrebbe essere l'ultimo atto. Monsignore, il capitano Zanco di Monforte. È morto? Ah, no. Monsignore, il castello è nelle nostre mani. Isabella De Fabi domani sarà mia moglie e voi sarete l'ospite d'onore alle mie nozze. E io domani vi farò dono dell'atto che vi riconoscerà castellano. Partiremo all'alba. Non bere, o domani non ci saranno nozze per te. Adesso basta. Basta! Che cosa volete qua? Donne come voi quassù non ne vogliamo. Siete una spia del capitano Zanco. Devo parlare con Marco, è molto importante. Non vi lascerò passare. Benvenuta, Maya. Lasciaci soli, prego. Zanco è andato dal Borgia per offrirgli il castello. Me l'aspettavo. La donna che tu ami, Isabella, è rinchiusa nella prigione e sarà costretta a sposare Zanco domani. Domani? E tu perché sei venuta a dirmi questo? Sai di che cosa è capace una donna quando è delusa ed ha perduto l'amore? Va bene, se vuoi puoi restare qui. No, né qui né al castello. Ritroverò la strada del mio paese, la Spagna. Addio. Momo. Che c'è? O stanotte spugneremo il castello, o domani sarà inutile vivere. Allora, Momo, siamo intesi. Tu con i tuoi uomini attaccherai il castello frontalmente ed aspetterai il segnale. È tutto chiaro? Oh, perfettamente. Mi tirerò addosso la cavalleria di Borgia, altrimenti tu l'avresti alle spalle quando attaccherai le mura. Bene, vado ad avvertire Mezzomo. Lui con la sua banda salterà le mura della cittadella in modo che il nemico scopra un fianco. Ed è là che io l'attaccherò. I miei uomini sono pronti. Tieni gli occhi aperti, E non perdere di vista il castello. Noi aspettiamo il tuo segnale. Dopo la ritirata di Momo. Esattamente. Il grosso è radunato qui, ma quando accenderemo le torce ci vedranno dal castello. È proprio quello che voglio. Perché allora io li prenderò di sorpresa alle spalle
ed espugnerò il castello. Gli uomini sono radunati, sono nascosti dietro la collina. Teniamoci pronti. Allarme! Non dobbiamo farli avvicinare al castello! Artiglieri ai posti! Spazzatevi via questa gentaglia! Artiglieria a fuoco!
alle mura! Allarmi! Allarmi! Ci attaccano anche da questo lato! vale ancora la pena di vivere. Ora però corri subito alle prigioni a liberare Isabella. Voi andate con lui, presto! Seguitemi! Riordiniamo le forze! Che accade? Combattono ancora. Abbiamo vinto! E Marco? Ti condurrò subito da lui. Abbiamo vinto! Tu spezza le catene e liberali! Aprite le celle, presto! Vedete questa spada? Una volta a Carcassonne? Ma l'ho già raccontata. Bravi, siete stati valorosi.
Monsignore, il castello è nelle nostre mani. Che significa quella gente sulle mura? Chi sono? Guardate là! Degli sforzi. Ma che succede? Non capisco. Vostra grazia. Monsignore, in questo pacifico castello, signoria dei Fabi, per colpa di un traditore, è stata scatenata la violenza e l'assassinio è diventato legge. Io chiedo che il colpevole venga punito. Guardate, ancora impauriti escono dalle prigioni e dai sotterranei della tortura. Isabella. Isabella dei Fabi e con lei tutti coloro che si sono posti alla tirannia rischiando la loro vita. Ecco il colpevole di questi misfatti. Zanco di Monforte. Oggi non è al mio fianco. Andiamo. Monsignore, Zanco potrebbe ancora vincere. Zanco non mi interessa più. Vinca o muoia è un uomo perduto.
Altezza, la mia missione è compiuta. Molto bene, non ne dubitavo, nipote. Sei davvero un valoroso. Grazie, Marco Sforza. Caro generale, non dimenticate che la storia la fanno anche gli innamorati. Duchessa, i miei uomini sono ai vostri ordini. Attenzione, duchessa. Come vi chiamate? Pierre Joyer, ma tutti mi chiamano Mommo. Molto bene, capitano Mommo. Fate schierare le vostre truppe per la cerimonia nuziale. Capitano? Vi nomino capitano delle mie guardie. Oh, grazie, Altezza, ai vostri ordini. Ricordo che una volta a Carcassonne... Conosco la vostra fama. Ah, già, è vero, Altezza. Isabella. Forse avete qualcosa da dirmi? Ma che vi succede, Isabella? Cavaliere da Volterra, voi perdete tempo prezioso. Rischiate di irritare ancora una volta Caterina Sforza. Isabella, perché volete sciupare questo momento? Ora che siete libera? Senza mamma non sarei libera. Mi troverei ancora rinchiusa nella cella della tortura. Ma perché? Pensate che vi avessi dimenticato? Sì, lo so, avete dato ordini. Avrei dovuto raggiungervi docilmente. Perché a un vincitore non si rifiuta nulla. Quando sorridete. Io farei ancora 10 guerre per voi. Non per me. Per la vostra ambizione di soldato. E l'ambizione si sposa male con l'amore. Voi siete un uomo d'armi, non capirete mai una donna. Ah, davvero?